Sono alla partenza i concorrenti della categoria Master, quasi un centinaio di concorrenti al via di diverse società. Terzo tempo Verona Piedemonte, Riviera del Brento, Vicenza Marathon, Sernaglia, Firex Belluno, Polisportiva Caprioli, Calalzo Atletica Cadore. Ecco lo sparo, partita la gara, 6 km per loro. Ora andranno all'interno della zona alberata. Poi ancora Lansindustria, Runners Padova, Galliera, Piombino Dese, Valdobbiadene, Ponzano, Atletica Città di Padova, Turristi, Salcus, Ultralight Vittorio Veneto, Quinto Mastella, Ideal Door, Libertas San Biagio. Poi ancora Scuola Maratona Vittorio Veneto, Audace Noale, foltissimo gruppo, Biotecna, un gruppone, Riviera del Brenta, Tortellini Voltan Martellago, Due Torri Noale, Atletica San Rocco, Vicentina, Bassano Running Store, Runners Team Zanè, Alpini Vicenza, M Running Team e Polisportiva Adige Buon Pastore. Queste sono le società che sono rappresentate in 97 partenti in questa gara, quindi quasi un centinaio come ricordato in precedenza, e sono ora impegnati nella zona circostante la partenza. Ora andranno verso il boschetto della Villa Imperiale. Il numero 33 sta guidando Liam Oliver Foley della Valdobbiadene davanti al numero 95, se non ho visto male, che è Dennis Urbani degli Alpini di Vicenza. Questi sono i concorrenti che stanno dettando il ritmo in testa alla gara. Ora gli atleti entreranno nel boschetto della Villa Imperiale, quindi al di fuori della possibilità. A proposito, ricordo che se qualcuno ha uno smartphone può collegarsi con la diretta streaming e può vedere anche gli atleti all'interno della zona del parco. Vediamo se appaiono i concorrenti dalle telecamere poste all'interno del bosco. Questa anche per qualcuno potrebbe essere anche l'occasione per visitare questo splendido parco, della Villa Imperiale, quindi sarebbe anche un'occasione buona per una visita culturale, diciamo così, perché questa villa ha dello storico sicuramente. Vedremo se appaiono concorrenti all'interno della villa, del parco.
usciti dal bosco i concorrenti, un po' difficile vedere i numeri da qua. Allora nel gruppo di testa abbiamo sempre Liam Oliver Foley della Valdobbiadene, poi col numero 96 c'è 96 c'è Claudio Brandalise della M Running Team, col numero 98, io non ho un 98 qui in elenco purtroppo, e c'è anche il numero 88 numero 88 di Cristian Cenedese. Sono questi 4 atleti di testa che stanno facendo la gara in questo momento. Sta guidando il numero 96, si tratta di Claudio Brandalise della M Running Team. Claudio Brandalise che è stato per molti anni nel settore giovanile, grandi risultati da giovane, ora tornato alle gare dimostra ancora tutta la sua potenzialità. Hanno completato il primo dei 3 giri grandi i concorrenti, quindi rimangono ancora 4 km, meno di 4 km ora da percorrere per la conclusione della loro gara. Un lungo serpentone. Ricordo che sono diverse categorie, sempre Brandalise a guidare. Un terzetto ora al comando Cenedese, Brandalise, e poi un numero, mi sa che sia il 98, che io non ho in elenco purtroppo. Ha ceduto leggermente, sì, ora sta guidando l'inseguimento Liam Oliver Foley alle spalle del terzetto di testa. Sotto la spinta di Brandalise cede qualche metro anche Cristian Cenedese. Ora ritornano all'interno del boschetto i concorrenti di testa, il terzetto sempre compatto dei concorrenti che stanno guidando la gara, ed è sempre Cristian Brandalise a far l'andatura. Cristian Brandalise, M Running Team, classe 1978, quindi un M35, uno dei più giovani in gara, in questa gara. Siamo ormai giunti a circa metà del percorso che dovranno percorrere, che dovranno affrontare i concorrenti di questa gara. 6 km per loro. E ricordo che alle 9:50 partirà la categoria master femminile
con gli M60 e oltre, e dovranno percorrere 2 giri grandi, quindi 4 chilometri del percorso. Siamo in attesa che gli atleti escano dal boschetto del parco della Villa Imperiale per che poi vengano inquadrati dalla telecamera per vedere se qualcosa è cambiato al comando della gara, che vedeva Claudio Brandalise guidare davanti a Christian Cenedese. Ed eccolo, è sempre Claudio Brandalise a guidare davanti a un numero 98 che purtroppo io non riesco a decifrare, al quale non riesco a dare un nome perché non ce l'ho in elenco, il numero 98. Se gli amici della TDS riescono ad aiutarmi. 91, non è 98, 91. Allora, Brandalise davanti a Francesco Blandina della Runner Team di Zanè. I due hanno staccato di una trentina di metri Christian Cenedese. E questi sono i primi tre, eccoli che sono entrati nella zona dell'arrivo. Claudio Brandalise e Francesco Blandina insieme, Christian Cenedese in terza posizione solitario, e poi con il numero 44 vediamo in quarta posizione Fabrizio Paro. Alle spalle di Paro c'è il 39 che corrisponde ad Alessandro De Vincenti. Sono i primi 5 concorrenti che stanno guidando la gara. Inizia l'ultimo giro, gli ultimi 2 chilometri per la coppia di testa. Coppia di testa Claudio Brandalise M Running Team e Francesco Blandina Runners Team Zanè, e poi al terzo posto Christian Cenedese dell'Atletica San Rocco. Questi sono i primi 3. Poi a seguire troviamo Fabrizio Paro della Idealdor Libertas San Biagio e dietro a Paro c'è Alessandro De Vincenti dell'Atletica Quinto Mastella. Sono gli atleti che stanno facendo la gara di testa. Poi ricordo che ci saranno premiazioni per categorie diverse, quindi ovviamente saranno stilate classifiche diverse. La coppia di testa la vediamo è sempre insieme, sono sempre insieme i due concorrenti, Brandalise e Blandina. Nessuno dei due accenna ad un attacco per il momento. Ormai siamo a circa 1,5 chilometri dalla conclusione della gara e staccato di una quarantina di metri c'è Christian Cenedese dell'Atletica San Rocco. Si stanno delineando ormai le posizioni di testa. Ora
si involano verso il zona del parco di Villa Imperiale, sempre con Claudio Brandalise, ma ottima anche la prestazione di Francesco Blandina, che è sempre insieme a lui. Un'ottima gara anche per Christian Cenedese. Blandina è un M35 come Brandalise, mentre Christian Cenedese è un M40, SM40, quindi altra categoria. Quando entrano dentro al parco di Villa Imperiale sono sempre insieme i due concorrenti di testa. Allora, una comunicazione molto importante: si sta facendo la fila nel bagno qui della zona della segreteria, ma ci sono dei bagni a disposizione anche nella palestra, che c'è un po' spostata più in là, vicino ai pullman, vicino a dove sono i pullman. Quindi se qualcuno vuole usufruire, anzi sarebbe utile che qualcuno usufruisse anche di quei servizi, quindi per evitare di fare la fila. A disposizione l'Atletica Galliera non mette sempre grandi risorse a disposizione, quindi ci sono numerosi servizi, non sono solo questi a disposizione. C'è la zona della palestra e lì ci sono i servizi a disposizione, chi vuole usufruirne può farlo. Siamo quasi alla conclusione di questa prima gara e vedremo come si risolverà il duello fra Claudio Brandalise e Francesco Blandina, che sono della stessa categoria, M35, e stanno procedendo praticamente di pari passo dall'inizio della gara praticamente. Alle spalle di questa coppia c'è Christian Cenedese dell'Atletica San Rocco, poi con il numero 44 c'è in quarta posizione Fabrizio Paro della Idealdor Libertas San Biagio, e a seguire c'è il 39 di Alessandro De Vincenti. Questi sono i primi 5 di questa prima gara Master, che si concluderà fra pochissimo, perché siamo ormai all'epilogo, manca meno di 1 chilometro alla conclusione per la coppia di testa. Ovviamente sono anche alle prese con numerosi doppiaggi ora i concorrenti di testa. Tanto invito i prossimi concorrenti della prossima gara a cominciare a prepararsi, non a entrare nel cancello, ma a prepararsi, perché alle 9:50 parte la gara Senior Master femminile e Master oltre i 60, M60 maschili. Sono 43 femmine e 23 maschi. Ormai siamo all'epilogo di questa gara, dovrebbero apparire da dietro al muretto i due concorrenti che stanno guidando la gara. C'è un tentativo, mi sembra di vedere, di attacco da parte di Francesco Blandina, ma sono ancora insieme, sono ancora lì appaiati. Probabilmente assisteremo ad un arrivo allo sprint fra questi concorrenti, fra questa coppia di concorrenti. C'è ora un tentativo di attacco da parte di Claudio Brandalise, ma risponde prontamente Francesco Blandina, quindi nulla di fatto e la situazione rimane immutata per quanto riguarda la coppia di testa. Ed eccoli, sono ancora insieme Claudio Brandalise e Francesco Blandina. Vediamo come finirà questo splendido duello tra due concorrenti che praticamente si equivalgono e stanno viaggiando ad altissimo livello, ma molto buona anche la gara alle loro spalle di Christian Cenedese. Eccolo, Brandalise e Blandina appaiati, non so se abbiano deciso di arrivare insieme, vedremo chi dei due prenderà l'iniziativa in questo finale. Claudio Brandalise M Running Team e Francesco Blandina Runners Team Zanè.
Siamo alle ultime battute. Siamo al rettilineo finale. Brandalise, Blandina, sprint finale. Brandalise, Blandina che risponde. Appaiati, attacco ancora. Blandina, Francesco Blandina allunga e va ad aggiudicarsi la vittoria tra gli applausi del pubblico presente. Secondo Claudio Brandalise, grande gara anche per Cristian Cenedese. Atletica San Rocco. E poi alle spalle di Cenedese vediamo arrivare anche Fabrizio Paro della Ideal Door, Liberta San Biagio, ottima anche la sua gara. In quarta posizione Paro, vediamo se sono cambiate le situazioni. Alle spalle arriva col 39 il portacolori della Quinto Mastella Alessandro De Vincenti e alle sue spalle vediamo Maurizio Stievano della Biotecna Marcon. Ah no, 22, chiedo scusa, non è Matteo Trevisan del Piombino Dese. Arriva poi col 33 Giovan Battista Bidese dell'Alpini Vicenza. Marcello Ciocchi dell'Atletica Cadore. E poi con l'80 vediamo arrivare anche Guido Migliorini, Riviera del Brenta. Segue Migliorini il 34 di Hamid Nafta e poi col 78 conclude la sua gara anche Giorgio Centofante davanti a Fabio Soller. Ora gli arrivi si fanno più serrati, col 33 conclude la gara anche Liam Oliver Foley. Ovviamente i distacchi sono piuttosto consistenti. Guida un folto gruppo di concorrenti in arrivo Enrico Simoli della Biotecna Marcon. E viene a concludere anche Roberto Celato della Firex Belluno davanti a Corrado Zamberlan della Vicenza Marathon. E mentre gli arrivi continuano, invito a prepararsi per l'ingresso dal cancelletto, non a entrare ma a prepararsi, le concorrenti della gara SM Senior Master Donne e Master M60 e oltre, che dovranno affrontare la prossima gara e saranno impegnati nei 2 giri grandi di questo percorso, quindi 4 chilometri per loro. E mentre continuano gli arrivi noi andiamo a ricordare coloro che hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita di questa manifestazione: la ETRA Energie, poi l'Unicomfort Caldaie, Biomassa, Altes Automatismi Elettronici e Pneumatici, LD di Gastone Lago, Novamar Produzione Posa di Portoni Civili e Industriali, CM3 Serramenti PVC, Pasta Check-in, Termimpianti Idraulici, Sirio 7 Services Avvolgibili Serramenti, poi GS Industry Scaffalature Metalliche, Daminato Impianti Elettrici, Centro Ottico De Poli, Pavan Group, Moonlight Bar, Infiniture Arredi, Alphabet Tipografia, Scotton Industria Cartotecnica, M3 Running Abbigliamento Sportivo, Elite Fontaniva. E poi il ringraziamento ovviamente va all'amministrazione comunale di Galliera, che ha dato un consistente aiuto per l'organizzazione di questa gara, guidata dal suo assessore Paolo Bianco, poi la Proloco di Galliera, la Protezione Civile, l'Atletica Salf Alto Padovana e ovviamente tutti coloro che hanno, i volontari che stanno lavorando e che hanno lavorato nei giorni scorsi per la predisposizione di questa manifestazione e del percorso e di tutte le strutture idonee per lo svolgimento delle gare. Ricordo, come ho detto in precedenza, che sono disponibili i servizi della palestra che si trova vicino alla zona dei pullman, dove si vedono i pullman, quindi non è necessario fare la fila nella zona della segreteria per quei servizi che ci sono là, ma si possono usare anche gli altri servizi. Tanto continuano gli arrivi, conclude la sua fatica anche Alvise Tomaselli della Firex Belluno. Anche col numero 81 vediamo arrivare Sandro Ometto SM50 con una splendida chioma.
È uno sprint straordinario verso il traguardo per Loris Fracca del Tortellini Voltan Martellago. Applausi per tutti i concorrenti, naturalmente, tutti coloro che vengono a concludere questa gara, perché il percorso è sicuramente ottimo, ma insomma mette a dura prova le capacità e la resistenza degli atleti. In fondo sta tenendo perfettamente, speriamo che tenga anche il cielo che fino a questo momento ci ha graziati. E intanto invito a portarsi al cancelletto d'ingresso le SM, le concorrenti della gara SM donne, quindi e Master uomini 60 e oltre, concorrenti che saranno impegnati nella prossima gara sui 4 chilometri.